Amore, con l'amore si riesce a passare, ostacoli insormontabili, si riesce a fare tutto. È il messaggio Quando di c'è speranza di l'amore, la una mamma preghiera e vicentina la di Caldogno, passione, Agnese Tassetto, che a l'umore al ridosso della bene, festa di tutte le mamme penso è che stata mai tanta premiata a fortuna. Roma, alla E quindi Camera dei Deputati, per un grande gesto di generosità nei confronti di suo figlio Matteo, di 24 anni. La donna infatti gli ha donato un suo Ren nel luglio scorso, un intervento eseguito all'ospedale vicentino San Bortolo, che ha permesso al giovane di ristabilirsi completamente, evitandogli la sofferenza della dialisi. Per una mamma un gesto di ordinaria generosità, afferma Agnese, premiata personalmente dal veronese Lorenzo Fontana, presidente della Camera, che intende così sensibilizzare tutti sull'importanza della donazione degli organi. Penso che sia giusto dare dei segnali positivi, no? Una storia di speranza, anche di tanta sofferenza, sì. una storia d'amore e che chi meglio di una mamma insomma, può rappresentarla. Quindi sono veramente orgoglioso di averli premiati. Loro si sono detti onorati di essere qui, non sono io onorato di avere questa storia e come tante altre storie ci saranno sicuramente in Italia dell'amore di una mamma verso il figlio. Sono stata contentissima, non ci ho pensato un minuto, ci ho messo l'anima per riuscire a farla e ringrazio solo il cielo, tutte le preghiere, tutti quelli che mi hanno aiutato, tutti i medici, perché sono stati fantastici. E se è per questo, per mio figlio, devo solo ringraziare tutti quanti.